Benvenuti 14 marzo 2026. Il sole sorge alle 6:25 e tramonta alle 18:16, la luna si leva alle 4:13 e cala alle 14:45. Oggi si celebra Santa Matilde. Il nome Matilde deriva dal germanico e può essere interpretato come potente in battaglia o forte guerriera. Oggi, 14 marzo, è una giornata speciale per tutti gli appassionati di scienza, è la giornata internazionale della matematica. La data è stata scelta perché nel formato anglosassone 3,14 richiamava il valore approssimato del pi greco, la costante più famosa del mondo. Buon compleanno a Michele Riondino che oggi compie 47 anni. Attore e regista tarantino di grande talento, è entrato nel cuore degli italiani come il volto del giovane Montalbano. Recentemente ha riscosso un enorme successo internazionale interpretando Vincenzo Florio nella serie I Leoni di Sicilia. Simone Biles festeggia 29 anni, la ginnasta statunitense è già leggenda. Con decine di medaglie olimpiche e mondiali è considerata la più grande di sempre. Oltre ai suoi successi sportivi è ammirata in tutto il mondo per il coraggio con cui ha parlato apertamente dell'importanza della salute mentale nello sport. Michael Caine celebra l'incredibile traguardo di 93 anni. Icona assoluta del cinema britannico e mondiale, ha vinto 2 premi Oscar e ha recitato in capolavori che spaziano da Hannah e le sue sorelle alla trilogia del Cavaliere Oscuro di Nolan. Un vero signore dello schermo. Se il 17 marzo 1861 si sarebbe proclamata l'Italia unita, 3 giorni prima, cioè il 14 marzo, si scelse ufficialmente la sua bandiera, il tricolore. Ispirato ai colori della Rivoluzione francese, sostituì il blu con il verde, il colore simbolo della speranza di vedere finalmente l'Italia unita sotto un'unica nazione. Buon weekend ai 12, in questo sabato sta iniziando un po' una rivoluzione gioviana che tende a variare ogni tipo di programma per i segni zodiacali, scombinando un po' le aspettative ma riuscendo a creare delle sorprendenti condizioni. Vediamo per chi. Ariete, sicuramente per voi che oggi state vivendo delle condizioni sorprendenti in amore, un amore che vi stupisce sempre di più, su cui ancora non vi capacitate quanto siete fortunati, ma che merita di essere vissuto in una maniera sicuramente più baldanzosa e senza agenda tra le mani. Toro, una luna che oggi per voi vuole rappresentare un qualcosa di positivo. Si dice che ogni impedimento è anche giovamento ed è proprio il significato della luna che oggi per voi. Magari non riuscirete a completare un programma, e invece la luna vi dice che c'è una variazione molto piacevole che proprio non vi aspettavate. Gemelli, per voi la luna oggi tace un po', è distante, sembra essere più presente Mercurio che dalla sua natura un po' confusa, pesciana, vi fa desiderare una passione un po' più ardentemente del solito. Cercate di comunicare un po' meglio e vedrete che tutto andrà per il verso giusto. Cancro, la vostra giornata zodiacale oggi prevede ancora una luna capricciosissima che vuole sempre di più da Giove e da Venere. Ebbene, questa sua posizione un pochino pretenziosa vi obbligherà comunque a ridimensionare le vostre aspettative affettive. Ciò non di meno, come un mondo di amici riuscirete a essere assolutamente divertiti e felici in una serata, in un weekend imprevedibile e mozzafiato. Leone, per voi oggi la giornata è ancora abbastanza serena. Venere, Nettuno e Saturno vi esortano a fare qualcosa di meglio, a migliorarvi, a fare qualcosa da voi stessi per voi stessi e dedicare questo weekend al benessere e al divertimento. Vergine, luna di Trigono, meravigliosa ancora, che nutre di aspettative le vostre voglie, i vostri desideri. Avete voglia di viaggiare, di fuggire, vi farà bene un weekend lontano. Bilancia, per voi una luna di Capricorno che in quadratura assieme a Giove esige un po' di organizzazione. Potete dedicare questo weekend infatti a capire come fare al meglio per ovviare a dei problemi, a delle aspettative che vi dà questa condizione.
e c'è troppo lavoro a cui pensare e dedicarsi. Pensate proprio a voi. Scorpione, oggi la giornata è una giornata divertentissima, piena di amici, di amore e di persone intorno a voi. Non dovete fare altro che godervela e soprattutto prendere accordi per un possibile viaggio, per festeggiare insieme qualcosa più in là. Sagittario, per voi oggi è una giornata in cui forse è il caso di mettere via tutta una serie di pensieri e dedicarsi alla buona tavola e ai buoni amici. Oggi è previsto comunque dal partner un incontro con una promessa da dover mantenere. Capricorno, protagonisti della giornata anche oggi con una luna assolutamente volitiva, quasi bellicosa. La giornata di oggi accadrà secondo le vostre aspettative e condizioni, perché volete e pretendete le cose come le volete voi e le avrete. Acquario, per voi oggi è una giornata sempre con un filo di nostalgia, eppure è divertentissima per gli sviluppi che ha in termini di movimento. Inizia un weekend in cui dovrete prepararvi a trasformare moltissime cose. C'è un nuovo asset intorno a voi, ma questo weekend sarà bello solo immaginare. Pesci, la vostra giornata oggi propone molto. Marte e Mercurio vengono coinvolti da Giove in un qualcosa apparentemente di stancante e stressante, ma che invece vi divertirà moltissimo, quindi iniziate bene questo weekend. Il 14 marzo 2018 il World Happiness Report pubblicò una classifica dei paesi più felici al mondo, mettendo al primo posto la Finlandia. L'Italia si collocava allora al 47° posto, ricordandoci che la felicità di una nazione non dipende solo dalla ricchezza, ma anche dal sostegno sociale e dalla libertà percepita. Trovarsi tra Scilla e Cariddi. Si usa per descrivere una situazione in cui si è stretti da due pericoli ugualmente gravi. L'espressione viene dalla mitologia. Scilla e Cariddi erano infatti due mostri che infestavano lo stretto di Messina e chi cercava di sfuggire a uno finiva spesso nelle grinfie dell'altro. È l'equivalente colto di trovarsi tra l'incudine e il martello. Oggi celebriamo il nostro matto, il matto per eccellenza, Albert Einstein, nato proprio il 14 marzo del 1879. Il genio della fisica che ha rivoluzionato il nostro modo di intendere l'universo con la teoria della relatività. Con i suoi capelli spettinati e la sua mente visionaria, Albert Einstein ci ha insegnato che il tempo e lo spazio non sono assoluti e che l'immaginazione è spesso più importante della conoscenza stessa. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Chiedere può essere la vergogna di un minuto, non chiedere può essere il rimpianto di una vita. Affrontiamo con coraggio e curiosità quindi questo weekend che è alle porte, magari riscoprendo qualche angolo nascosto della nostra Sicilia per ricaricare le batterie. Io vi ringrazio per essere stati anche oggi con noi, vi aspetto domani, una buona giornata dalla vostra Jaire.